Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena, prossimi al via i partecipanti alla prima corsa ed è subito la prima manche di questa seconda semifinale del Super Frustino. 1 Gubbio, 2 Gioia Trio, 3 Gelso Moro OP, 4 Gioia Sat, 5 Grace Kelly Matley, 6 Genesi dei 20, 7 God Save the Queen, 8 Giorgio degli Ulivi, 9 Ginger Gad, 10 Jimmy Z. Parti! È veloce Gioia Sat che prende subito la testa nei confronti di Grace Kelly Matley che cerca di sistemarsi seconda alla corda avanti a Gioia Trio, manovra che non riesce perché Gioia Trio mantiene le punte, ha sbagliato numero il God Save the Queen. 7 God Save the Queen squalificato. 200 metri in 14,9. All'avanguardia Gioia Sat nei confronti numero 9 sempre di Ginger Gioia Gad, Trio, squalificato. di fuori Grace Kelly Matley, va a fare la seconda pariglia Gelso Moro OP, mentre inizia a muoversi in mezzo alla pista Gubbio che è partito con molta cautela e punti in avanti, trova l'anticipo però di Gelso Moro OP che aggira Grace Kelly Matley, si porta allo scoperto e così i primi 600 metri se ne vanno in 47,3. C'è stata la rottura da parte numero di 3 Gelso Moro OP squalificato. e così tocca a Gubbio progredire in terza ruota, girare Grace Kelly Matley e portarsi a lato di Gioia Sat. 800 metri in 1,3,2. Sulla curva di destra prosegue in evidenza Gioia Sat con al suo esterno sempre Gubbio che si trascina Grace Kelly Matley, poi Gioia Trio, quindi ancora allo steccato a contatto Giorgio degli Ulivi, precede il resto del gruppo. 1,18,5 il primo chilometro da parte di Gioia Sat, Gubbio che prova ad andare ad impensierirla. Gioia Sat si difende bene per il momento a 400 dal palo, la retta di là in 14,8, 1,33, 4 e 3 quarti di miglio. Gioia Sat è in vantaggio, Gubbio al suo esterno, poi alla corda Gioia Trio, quindi ancora Giorgio degli Ulivi mentre sta calando Grace Kelly Matley all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, è in vantaggio Gioia Sat, sbaglia Gubbio, Gioia Sat in vantaggio nei confronti di Gioia Trio che ci prova di dentro al largo Giorgio degli Ulivi, ma Gioia Sat viene a portare a casa il coast to coast nei confronti di Gioia Trio e poi al terzo Giorgio degli Ulivi. 2, 2 e 3 con 28,9 per gli ultimi 400 metri di corsa. Il percorso di testa vincente della grigia Gioia Sat, Giampaolo Minnucci per il training di Gennaro Casillo, l'allevamento scuderia San Filippo Neri alla proprietà della figlia di Varenne e She's Romy Lions che si impone in questa prima manche della semifinale Super Frustino a Giampaolo Minnucci, i 10 punti del vincitore.